La Valle dei Templi alla top tra le mete turistiche internazionali privilegiate, l'affluenza all'attuale mostra proveniente dal Museo di Londra, le interviste ai vertici dell'ente Parco dei Templi, Irene Milisenda. Boom di visitatori alla Valle dei Templi di Agrigento e si profila una stagione da record senza precedenti. Dopo il premio Paesaggio Italiano 2017, il sito agrigentino si piazza secondo nella top 10 delle attrazioni di tendenza della primavera 2017. A dar manforte alla Valle dei Templi è stata la multinazionale TripAdvisor, che si occupa di recensire e premiare non solo hotel e ristoranti, ma anche bellezze paesaggistiche e naturali. E sono bellezze quelle della Valle Agrigentina che hanno conquistato il secondo posto sul podio, superando nella prestigiosa classifica i Fori Romani, il Duomo di Milano, la Galleria degli Uffizi di Firenze e il Museo Egizio di Torino. Così il direttore del parco Giuseppe Parello ai nostri microfoni. Sì, il trend è assolutamente positivo, testimoniato, come diceva lei, anche dal riconoscimento di TripAdvisor, che è un bel momento, anche perché diciamo che è un riconoscimento dal basso, cioè da parte di potenziali visitatori che vogliono venire nella Valle dei Templi. Il trend aumenta del 44% rispetto all'anno scorso, ovviamente non tutto si tradurrà in effettive presenze, ma già è assodato un 25% in più per i primi mesi dell'anno. La crescita è commisurata anche ai servizi che vengono erogati e quindi il primo obiettivo è intanto mantenere questi standard e se possibile migliorarli ulteriormente. A questo si sta lavorando anche con l'insediamento dei servizi aggiuntivi che garantiranno dei servizi di accoglienza con standard elevatissimi. A contribuire all'afflusso di turisti anche tesori di Agragas, che la scorsa settimana sono rientrati a casa dal British Museum di Londra e sono esposti nella magnifica cornice di Villa Aurea, residenza di Alexander the Castle. Busti statuari, monete d'argento, blocchi di pietra intarsati e vasi rossi a figure nere sono solo alcuni dei tesori in mostra fino al 13 ottobre e poi ancora reperti di epoca greca. In esposizione anche disegni originali eseguiti dai viaggiatori nel 1812 che sono serviti a comprendere come è stata l'architettura dell'antica Agragas. Abbiamo riportato ad Agrigento i reperti più preziosi dal British e i pezzi più importanti delle loro collezioni e in più abbiamo voluto anche simbolicamente organizzare questa mostra nel luogo di un grande mecenate inglese che è stato Alexander Art Castle, che ha iniziato o in qualche modo incentivato la collaborazione tra Agrigento e il Regno Unito. Cosa che è proseguita, in questo modo diciamo, in qualche modo si riallacciano questi rapporti costruiti nel 7-800 e poi diciamo, un po' abbandonati, adesso diciamo, c'è una nuova fase di collaborazione, non è un progetto isolato. L'intenzione è quella di proseguire su questa scia coinvolgendo anche altre istituzioni europee e mettere a fuoco diciamo, la centralità che Akragas ha avuto nella ricerca archeologica e culturale del 7-800 in ambito europeo.